appuntamenti di mercoledì 25 giugno. Il Teatro Pubblico Ligure in scena al Museo Archeologico Nazionale di Chiavari alle 10 il Greco in tasca con Stella Tramontana, alle 11:30 Pasolini, La lunga strada di sabbia con Massimo Minnella. Street food delle vie francigene dalle 11 alle 23 a Zoagli, stand gastronomici nazionali e internazionali in piazza 27 dicembre. Il Centro per le Famiglie Tigulli organizza un laboratorio sensoriale per bambini e bambine dai 7 ai 24 mesi, alle 17 a Parco Rocca di Chiavari. Prenotazioni al 335 83 48 574. Al Museo di Palazzo Fascia a Sestri Levante, Giorgio Getto Viarengo presenta il suo libro Aprile 1945, il Tigullio negli anni della ricostruzione, l'inizio alle 17:30. Prosegue il Festival Umberto Fracchi a Casalza Ligure alle 18 da Piazza Aldo Moro, sfilate del corpo bandistico della Val Petronio. Alle 19 all'Auditorium di Villa Sottanis l'incontro A cosa serve la letteratura? Con il premio Pulitzer Andrew Sean Greer. Alle 21 in Piazza Unicef l'incontro Benito presente con Paolo Ruffini. La Torre Centro di Cultura organizza il 7° corso di cucina nel salone parrocchiale di San Bartolomeo a Levi dalle 18 e ripieni alla Ligure con Luigi Mangiante. A Villa Tigullio di Rapallo c'è una rassegna di cabaret, l'inizio alle 21. Alla Colmatina di Chiavari c'è la prima serata di ballo liscio dalle 21:15 con l'orchestra Rita Gessi.